Il Veneto diventa la prima regione in Italia a dotarsi di una rete integrata di telecamere intelligenti per il controllo delle targhe su strade e autostrade. Firmato a Palazzo Balbi tra il presidente della regione Luca Zaia, il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, Veneto Strade e CAV, prevede l'installazione di 58 nuovi portali elettronici, 42 su viabilità ordinaria e 16 su tratte autostradali, in grado di riconoscere automaticamente veicoli rubati o non in regola con assicurazione e revisione. L'obiettivo è arrivare a 350 dispositivi attivi su tutto il territorio. I fondi, pari a 3 milioni di euro, provengono dal Fondo Unico di Giustizia, alimentato dai beni confiscati alla criminalità. Con i soldi della criminalità contrastiamo la criminalità, ha commentato Piantedosi. I dati raccolti dai portali saranno inviati in tempo reale al centro informatico della Polizia di Stato di Napoli, da cui partiranno le segnalazioni alle forze dell'ordine. Zaia ha sottolineato l'importanza del sistema anche in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Avremo milioni di visitatori. Questi occhi intelligenti garantiranno sorveglianza continua nei punti più critici del territorio. AF Energia ci trovate in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina, dal lunedì al venerdì 8.30, 12.30, 14.30, 18.30. Offriamo il servizio luce, gas, prezzo fisso, prezzo variabile, telefonia, fibra o ADSL per famiglie, imprese e condomini. Qui da noi potete effettuare anche il pagamento delle vostre bollette a una commissione ridotta di 1,30 euro.